Mercoledì 7 marzo 2012 la Presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro, Ivana Franceschinis, è entrata a pieno titolo nella top 10 della classifica I nuovi mostri per un suo madornale errore. Dopo aver dato la parola al sindaco Bertoncello per alcune comunicazioni, la Presidente Franceschinis ha negato al consigliere comunale d'opposizione, Alessandro Florian, la possibilità di fare un intervento sulle comunicazioni del sindaco. Motivo: non sarebbe previsto dal regolamento comunale. A questo punto è intervenuto un altro consigliere d'opposizione, Gianmarco Corlianò, il quale, assai contrariato da questo divieto, chiede come sia possibile che il regolamento vieti ad un consigliere la possibilità di replica alle comunicazioni del sindaco. La Presidente, dopo una breve verifica, dà il permesso di intervenire al consigliere Florian, scusandosi per l'errore. Voto 8 al consigliere comunale Gianmarco Corlianò, il solo ad aver preso le difese del collega Florian. Voto 5 alla Presidente del Consiglio Comunale, Ivana Franceschinis, per essersi dimostrata intransigente all'inizio, salvo poi ammettere il suo madornale errore. Voto 3 al resto dei consiglieri comunali di minoranza, che hanno badato ai fatti loro invece di aiutare il collega Florian. Passo la parola al signor Sindaco per le sue comunicazioni. Sì, buonasera. Io chiedo scusa, ma devo fare un po' di comunicazioni anche perché al di là del Consiglio Comunale straordinario questo è il primo consiglio utile. Grazie signor Sindaco, ci sono altre comunicazioni da parte dei consiglieri? Una comunicazione consigliere. Ho chiesto se ci sono comunicazioni. Mi pareva di aver capito che il consigliere non aveva comunicazioni ma aveva da fare un intervento. Un intervento sulle comunicazioni. Ma non ci sono, cioè non ci si può intervenire sulle comunicazioni, o lei ha una comunicazione da fare. Era questo che volevo dire al consigliere Corlianò. Non si può intervenire, non si può. Grazie. Sono comunicazioni politiche importanti. Non è possibile per un consigliere intervenire No, silenzio. No, mi chiedo se abbiamo parlato a 360 gradi su tutti i temi amministrativi di attualità del Portogruaro, permetterà che i consiglieri possano intervenire, portare un contributo in termini di testo. Un attimo solo, verifichiamo se è possibile intervenire sulle comunicazioni. Guardi, lei mi ha già detto di no. Io non intervengo. Non voglio sconvolgere il Consiglio Comunale, ma questa è la realtà. Hai ragione. Non intervengo, non stia neanche lei. Hai ragione. Non tocca così. Bene, consigliere Florian, lei può intervenire. Sì. È previsto, ogni tanto uno può sbagliare, no? Ogni tanto uno può sbagliare, no? Chiedo scusa. Capiamo su queste cose che è possibile per i consiglieri. Consigliere Florian, mi pare che ci siamo capiti. Consigliere Florian. Ringrazio il Presidente del Consiglio, però io volevo attenermi